amici bellini, e allora visto che uno aspetta che escano notizie del Napoli, ma non ne escono, a parte una che potrebbe essere la più importante di tutte, si aspetta la Champions e si parla di corsa Champions perché succede un macello dietro di noi. Cominciamo! Allora amici miei, buona domenica, buon martedì, sempre buon martedì. I nuovi iscritti non lo sanno perché è sempre martedì e voi sotto nei commenti glielo potete dire. Quando per esempio padre e figlio, che questo è un canale per tutta la famiglia, si iscrive, scrive sotto il commento ma perché dice sempre buon martedì, e qualcuno di buon cuore della community, di quelli che lasciano i like, lasciateli subito, che siamo primi in classifica, lasciamo i like primi in classifica. Potete spiegare come funzionano certe cose, i capelli pazzi, perché vi dico proprio l'onesta verità. Volevo guardarmi, era troppo presto, svegliarsi troppo presto per guardare l'Atalanta. Avrei voluto almeno guardarmi la Juventus, almeno per le sorelle, per seguire le sorelle come stanno. Mi sono addormentato, ma non lo dico con sarcasmo, veramente perché avevo del sonno arretrato e quindi non ho potuto vedere la partita della Juve. E oggi ci sono state poche sorprese, perché quella che ho visto è sicuramente questa partita qua. Senza che nemmeno ci spostiamo nemmeno con una brabava tattica, non c'è bisogno, perché tanto vanno centrali. Monza-Milan, ecco, Monza-Milan come partita è stata sicuramente una partita secondo me si può dire equilibrata. E non so se poi le statistiche, perché le statistiche non sono tutto, non ti dicono tutto in una partita, bisogna guardarsene le partite. E questa qui io l'ho guardata e onestamente il primo commento che mi è venuto da fare, ho fatto anche un piccolo short al riguardo, è che secondo me Palladino è veramente un bravo allenatore. Si è sempre parlato, ogni tanto esce, si chiamano maestri, no? I famosi maestri, esce, che ne so, Giampaolo è maestro, e Sarri è maestro, e Italiano è maestro, De Zerbi è maestra, e sono tutti maestri. Aspetto che si dica che Palladino è maestro, perché a parte il cambiamento importante che ha fatto il Monza pre-Palladino e post-Palladino, hanno cominciato a fare punti, a giocare anche in un certo modo, però il materiale umano onestamente quello è, e bisogna dirlo, perché sì, Petagnone, noi siamo amanti, con nostalgia ce lo guardiamo e gli vogliamo anche bene, però è chiaro che con Petagna davanti non è che puoi far partire un contropiede fulmineo, devi giocare a calcio, perché gli puoi dare palla addosso a Petagna, lui la mantiene e ti fa salire la squadra. Tentano di giocare a calcio, c'è un tentativo di ricerca di palla a terra, anche di trame, di passaggi, ed è piacevole da vedere. Poi però gli manca, mi è venuto da dire proprio i piedi a papere, gli manca quella rifinitura, gli manca la punta, gli manca chi deve fare gol e chi deve fare gli assist. Insomma, secondo me Palladino veramente sta facendo un mezzo miracolo con il materiale umano che ha, e alla fine vai a vedere questa partita, vai a vedere gli highlights e c'è una carambolona su Tatarusano che pare il palo, quasi di Scorpione stava facendo un autogol. Insomma, il Milan la svanga con più tiri in porta, bisogna dirlo, con meno possesso palla, meno passaggi, meno precisione dei passaggi e più falli. Il Milan arriva a dover fare 18 falli rispetto al Monza, e secondo me sono... Poi il Monza ne fa 10 ma vengono ammoniti in 4, e quindi insomma il Milan ritorna, seconda vittoria consecutiva. Insomma ci stanno tentando di riorganizzarsi e di non far scappare l'Inter, quindi, perché la classifica adesso la andremo a vedere. Su Osi è chiaro, e basta il titolo, perché parliamo delle nostre avversarie in questo momento. Osi ci ha detto che sta bene e quindi ci possiamo fidare di Osi. Ci fidiamo solo di Osi? No, perché i giocatori dicono sempre sto bene. Il Napoli ci ha fatto sapere che Osi ha svolto la seduta con il gruppo interamente e quindi è da considerare ampiamente convocabile, abile e arruolabile. Che poi il Napoli possa pensare, Spalletti possa pensare di farlo riposare per evitare, non credo, però
staremo a vedere, perché Simeone è uomo di Champions, Insomma, se è vero quello che si è detto per il Milan, che vincono però non convincono tantissimo, qualcosa di diverso secondo me bisognerebbe dire per l'Inter. Come si può dire, il dominio dell'Inter qua anche a livello di possesso palla, 60% contro il 40% dell'Udinese, ma soprattutto tantissimi tiri in porta. L'Inter non è più una squadra, o forse non lo è mai stata. Fondamentalmente l'Inter ha creato le sue fortune su una solidità difensiva che non è sempre più la stessa quest'anno, ma soprattutto in attacco io direi che creano ma non finalizzano, non sono freddissimi sotto porta, e l'immagine che dobbiamo pensare è quella di Lukaku che sbaglia un rigore, glielo tira proprio il rigore della paura, la paura di tirarlo fuori, tira proprio il primo rigore nelle braccia del portiere, piano, lento, non angolato, poi guarda caso si deve ripetere e lì prende un po' più di coraggio, la angola meglio e quindi Lukaku si sblocca. Però pare che l'Inter abbia bisogno di un Lautaro Martinez lì davanti, perché anche Dzeko non è riuscito ad angolare l'occasione che ha avuta. L'Udinese contemporaneamente sì, un gol riesce a fare, ma poi se ne mangia un altro e su un'occasione di contropiede, cioè un doppio contropiede, e quindi quello che non fa, e lo diceva anche Paramount Plus proprio in italiano, hanno cercato di spiegare il concetto di gol sbagliato, gol subito, e quindi è andata proprio così. L'Udinese non riesce a segnare e poi subisce il gol sul contropiedaccio di Mkhitaryan e poi la chiude con Lautaro Martinez dopo aver tentato un pallonetto, insomma cercato di fare un po' il Bellillo. La differenza grossa è tra Bellino e Bellillo. Uno è Bellino, per esempio, sono i bambini travestiti da Osi, Bellini, sono molto bellini, travestiti da Mario Rui, sono molto bellini. Poi ho letto anche polemiche, non voglio proprio entrarci sulle polemiche, non ci voglio proprio entrare. Quando invece tenti di fare il pallonetto perché là è un Bellil, stai facendo un Bellil e non va bene, è chiaro la differenza. Insomma, 7 tiri in porta all'Inter, un tiro in porta all'Udinese, e non è abbastanza. Quindi l'Inter questa partita l'ha comunque dominata, qualcosa l'hanno rischiata, ma l'Inter ci sta dimostrando di essere, come avevamo detto, l'unica che può rimanere attaccata al treno. Devono fare dei miracoli perché il Napoli deve crollare improvvisamente, ma il Napoli mi sembra mentalizzatissimo per non crollare. Può succedere qualcosa a livello di grande sfortuna, di infortuni, la partita storta ti capiterà, poi devi reagire subito, però è una cavalcata che il Napoli deve fare, deve anche pensare a farla bene, a rispettare i tifosi, a mettere record su record, a divertirsi tra di loro, a far fare gol a chi li deve fare, a far fare assist a chi li deve fare. Insomma, ce n'è. Il campionato non è finito, il campionato è molto lungo. E pare abbia parlato anche Anghissà dicendo che se non si dovesse vincere sarebbe fallimentare, e lo capisco, perché a questo punto ci siamo esposti, ne stiamo parlando ampiamente e non si può più fallire. Vai Anghissà, se per te questo significa rimettiti le scarpe, allacciatele bene, faccelo vedere già in Champions. Speriamo domani conferenza, non sappiamo, con il Napoli non si può mai sapere se fanno conferenza o meno, se sono impegnati, però ci dovrebbe essere seduta mattutina e poi partenza, quindi immagino subito dopo la seduta mattutina una chiacchiera veloce e poi la partenza. Quindi parlato Anghissà, Osimhen sta bene. Anghissà ha detto pure che lui non si studia le squadre, non bene questa cosa qua, che non gli interessa. Lo vedo un po' è scocciata, Anghissà si scoccia, è uno di quei... Esistono degli atleti che sono benedetti da grandi fisici, da grandi possibilità atletiche, ma non è detto che siano... Lo stesso a Lavezzi, se vogliamo parlare dei nostri, così a un certo punto ho detto sì, ma non mi divertivo più, non faceva più per me. Ci sono giocatori che non lo so, mi viene in mente Adriano, che potevano fare molto meglio e avevano delle possibilità e poi si perdono per strada. Anghissà potrebbe essere uno di quelli che ha grandissimi mezzi tecnici e fisici, e però magari si scoccia, e si vede in campo quando si scoccia. Poi ha dei momenti in cui c'ha grande slancio e ci dimostra la sua superiorità, ma può essere, sai, un giocatore del genere, se avesse la continuità di prestazione, starebbe nei 2-3 non solo campionati top, perché ci stava già,
già, ma sarebbe stato visto nei campionati top dalle squadre inglesi, da qualche spagnola dalla Real Madrid, è chiaro, è troppo forte. Quindi la testina che dice sempre Spalletti. Insomma, passando avanti, la partita, questa è quella là dove io ho sonnecchiato, e onestamente non fa nemmeno più notizia che lo Spezia abbia fatto 7 tiri in porta e la Juventus 3, che lo Spezia abbia fatto 60% di possesso palla e la Juventus 41, più passaggi, più precisione nei passaggi, i falli uguali, le ammonizioni uguali, più calci d'angolo. Insomma, non l'ho vista, non ne ho idea, quindi non ne devo parlare. Da questi numeri lo Spezia ha dominato la partita e esce sconfitto, come capita spesso, e quindi la Juventus è sempre squadra che vuole fare la squadra piccola, che si accontenta di non creare, di stare lì solida, e alla fine ha un andamento che dobbiamo vedere è simile a quello dell'Inter, perché se voi aggiungete i 15 punti di penalizzazione, la Juve si troverebbe a 47 così come l'Inter, e nelle ultime partite, ecco, la Juve ne ha vinte le ultime 3, l'Inter ha steccato con quel pareggio, però le ultime 3 le ha vinte prima di trovare una sconfitta. Il Napoli è fuori quota nella condizione della forma e dello stato di forma. Il Milan, dopo aver steccato tanto in gara 2 partite consecutive, ma la Lazio, che ha vinto oggi per esempio, aveva steccato quella di prima, la Roma molto discontinua anche lei, l'Atalanta, di cui adesso andiamo a parlare, anche lei molto discontinua, e quindi poi il resto è un classico dell'Italia. Ogni tanto il Bologna, ogni tanto il Torino, la Fiorentina continua a deludere e c'è grande anche contestazione in città, anche frasi un po' un po' racist, perché non si può dire su YouTube, ho scoperto che poi ti penalizzano a te come se fossi tu il racist, un po' racist, perché tornatene in America è male, non si dice così, però si può dire fate fare calcio a quelli che sanno fare calcio. Poi la situazione della Fiorentina è una situazione molto particolare, importante era non chiamarla sorella, ecco, non dire a inizio campionato ma la Fiorentina che bella squadra, potrebbe anche loro lottare per lo scudetto. No, mai e poi mai, anzi si devono stare attenti e devono controllare quello che succede. In conclusione, quello che è successo all'Atalanta, sì, hanno perso con il Lecce, ci interessa questa cosa qui perché noi con il Lecce dobbiamo cercare di fare più 2, nel senso, avendo pareggiato all'andata possiamo fare un più 2 sulla classifica comparata andata e ritorno e quindi guadagnare 2 punti sulla classifica finale. Però questo Lecce è un po' terribile, un Lecce che riesce a vincere contro l'Atalanta fuori casa nonostante, e bisogna dire, 20 tiri totali, 10 nella porta dell'Atalanta, 70% di possesso palla, una miriade di passaggi, precisione nei passaggi, però vedi i falli, ecco, 10 e 12, perché leggevo e cercavo l'amico Otis, che insomma è sempre puntuale nel commento sull'Atalanta, e quindi leggevo un pochino il suo commento e poi mi sono messo a leggere i commenti sotto e ho letto un commento particolare che dice: così non si può giocare a calcio in Italia, è sempre così, fanno i falli sistematici e non ci permettono di sviluppare il nostro gioco, vergogna. L'Atalanta, la padrona del gioco dei falli sistematici, vi lamentate che gli altri fanno i falli sistematici con voi. 10 falli avete fatto voi, 12 ne ha fatti il Lecce. Poi la partita io dormivo ampiamente, magari il Lecce si è rotolato a terra per ore e ore simulando, e lì vi do ragione, così si perde tempo e non va bene. Però non vi lamentate dei falli sistematici, perché quello è sempre stato il vostro gioco, un gioco che tutti a tutto campo, ognuno a uomo, e se ti scappa ti butto a terra e mi risistemo. È sempre stato così. Atalanta e Torino e Verona, perché poi Juric che passa dal Verona e passa al Torino deve portare il suo credo, che poi è il credo gasperiniano. Quindi siamo lì, e questa è la situazione al momento della Serie A. Abbiamo fatto un recap, spero di vederci domani per la conferenza. Se non ci sarà conferenza proveremo ad indovinare comunque insieme la formazione per la Champions, quindi
quindi da New York Valero Fruto e tutto, la classifica noi la possiamo pure rivedere, ma 15 punti, ecco, e si infiamma quella che era la riflessione finale, e che si infiamma la lotta cioè per entrare in Champions, perché uno voleva pure pensare, magari sai, con le milanesi che vanno in crisi sarebbe sfizioso vedere il centro-sud che si impone in Italia con Lazio e Roma. Vediamo cosa fa la Roma, che sta giocando in questo momento che sto facendo il video, ovviamente. Ecco il vantaggio, c'è Solbakken, pensa un po', Solbakken con la Roma, quindi potrebbe la Roma imporsi sul Verona, infortunio per Abraham credo, e quindi tenere almeno sulle punte, un pochino sulle punte, anche la Lazio. Però come vedete alla fine l'Inter e il Milan si confermano squadre che stanno più avanti, quindi le vere sorelle sono sempre quelle tre, Inter e Milan, con la Juventus che in questo momento non c'è per quei motivi che sappiamo, e il Napoli ha praticamente preso il posto della Juve, quello per questo sta andando in fretta. Per questo non lo potete accettare e dite cose strane. Non siamo quotati in borsa noi, però voi siete andati troppo in frema, perché rispetto al trittico solito delle sorelle che vincono sempre loro storicamente da quando esiste il gioco del calcio, quelle tre sorelle devono esserci e sono sempre quelle tre. Se una viene meno, almeno avreste accettato il dualismo milanese, tutti i giornali sanno cosa scrive, inserendosi poi il Napoli da mezzo, con questo dito qua si inserisce, no? Perché quelle sono le tre così, il primo in classifica è il Napoli, e questo non ce la fate, non ce la potete proprio fare, perché si inserisce praticamente poi il vuoto di potere lasciato dalla Juve, e così saltano proprio le cervelle, saltano i nervi, la pazienza Da New York Valero Fluido è tutto, ci vediamo domani, iscrivetevi al canale che ci divertiamo, parliamo anche delle altre squadre, è importante vedere le altre, non siamo napolicentrici, bisogna parlare anche delle altre squadre, però ne dovrei parlare bene per avere gli iscritti, dovrei fare quanto sono fuori, che bella squadra, mi è venuto a parlare bene solamente di Palladì, scusate. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.